TG Plus News edizione di Treviso, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella notte del 30 agosto a Castelfranco Veneto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno arrestato in flagranza un trentenne di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora. L'uomo nei pressi del centro commerciale I Giardini del Sole di Via dei Carpani, dopo aver schiaffeggiato senza conseguenze due diciassettenni, si era impossessato di 65 euro in contanti e di una carcassa Bluetooth, dandosi alla fuga. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di rintracciarlo poco dopo, recuperando l'intera area furtiva che è stata sottoposta a sequestro. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato nella casa circondariale di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora cronaca. Nelle prime ore del 30 agosto a Treviso i carabinieri hanno arrestato un 26enne di origini albanesi, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, irregolare sul territorio nazionale. Il provvedimento trae origine da un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, in forza del quale l'uomo deve espiare una pena complessiva di oltre 2 anni e mezzo di reclusione per reati commessi nel 2020 tra Treviso e la provincia di Venezia, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e furto aggravato continuato. Le verifiche hanno inoltre permesso di accertare che l'arrestato era rientrato illegalmente in Italia, nonostante fosse già stato espulso con accompagnamento alla frontiera nel 2022. L'uomo è stato anche denunciato per tentato furto continuato, poiché poco prima era stato sorpreso a San Biagio di Callalta dopo aver tentato di introdursi tra le 2 e le 3 in 2 negozi di Carbonera senza riuscire a portare a termine i colpi. L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Treviso, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di cultura. Chiusi i termini del bando, 30 giugno, dal mese di settembre entra nel vivo l'11ª edizione del concorso Luciano Vincenzoni per giovani soggettisti e autori di musica per film, omaggio all'indimenticato soggettista e sceneggiatore nato a Treviso nel 1926 e scomparso a Roma nel 2013. L'iniziativa si deve all'associazione Luciano Vincenzoni, grazie al patrocinio del Comune di Treviso, della Regione Veneto e di Veneto Film Commission, nonché al sostegno di sponsor e aziende. Per il premio Luciano Vincenzoni 2025 si tratta di un anno da grandi numeri. 146 soggetti cinematografici, 30 partiture di musica per film ed una settimana di eventi speciali. E martedì 2 settembre le novità del concorso nazionale, giunto all'11ª edizione, saranno illustrate in occasione dell'82ª Mostra internazionale del cinema di Venezia, nello spazio regionale del Veneto e Veneto Film Commission. Da anni ormai Treviso è diventata la città italiana delle vetrine illustrate grazie al progetto lanciato dal Treviso Comic Book Festival nel 2009, un'iniziativa diventata ormai segno distintivo della manifestazione e che si ritrova anche per la 22ª edizione in programma dal 26 al 28 settembre. Giovani talenti nostrani fianco a fianco a illustratori di fama nazionale e internazionale si alterneranno da oggi sabato 30 agosto per tutte le prossime settimane nel trasformare le vetrine di negozi, ristoranti e attività commerciali di Treviso in vere e proprie opere d'arte. Come da tradizione, la prima illustrazione che dà avvio all'atteso progetto Vetrine, iniziativa del Treviso Comic Book Festival promossa e realizzata in collaborazione con il Comune di Treviso e Confcommercio Treviso, assieme ai partner Food Racers Montana Cans e Hard to Buff, sarà quella della gastronomia danesina di Corso del Popolo. L'appuntamento alle 16 con l'arte di Paolo Gallina ed Eleonora Caprara e i loro marker colorati. Il soggetto della prima vetrina, la Pimpa, l'iconica cagnolina bianca con i pois rossi che proprio quest'anno celebra i 50 anni. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.